rubrica dell'agricoltore agricolo Jones. E benvenuti amici anche questa settimana alla rubrica dell'agricoltore agricolo direttamente da Telecittà che non sbaglia mai. Potete vedere che alla mia destra abbiamo direttamente assunto. Ehi, non è che. Non con chi sei? Ecco. Si arriva il Pippo. No, non è arrivato. Stai buono. Easy. È il vecchio Italo ai retaggi ancora della guerra. Come andiamo? Molto bene. Per via di fare delle cose socialmente utili abbiamo ottenuto il vecchio Italo che ci dà la sua saggezza in cambio di un po' di compagnia da stare coi ragazzi qui in studio. Non mi dischei. No. Allora, abbiamo subito da salutare i nostri sponsor che abbiamo Acurinata, Bene, Giusto, Piscina Bossa, Bene, Bossa, Piscina Fossa, e poi abbiamo un nuovo sponsor, la ditta Temar da Mar del Lago. Ah, che bella macchina. Ce n'avevo una anche a me. Non è la macchina, è il nome della ditta, non è la Temar. Temar con la R. La R. Con la R. La terna. No. Cosa che avevo comprato? No, la terna, la Temar fa lucidatura metalli, verniciatura, sabbiatura vetro e abbiamo anche una somiglianza del titolare. Vediamo a pesca con un bel brancino in mano che non sbaglia mai. E c'è anche un bello mito. Un applauso al Mario. Molto bello. Bene, passiamo subito al caso del giorno che non abbiamo tempo a perdere. Ci scrive via FASC, abbiamo già spiegato l'altra volta cosa sono i FASC e come funzionano, quindi non stiamo anche oggi perché sennò. I fogli che ti arrivano. Esattamente. No, col telefono, ultima tecnologia. Comunque adesso non sta a disturbare. Dai. Allora abbiamo Ivo da Busiago e dice: caro agricoltore agricolo, sono Ivo da Busiago. Voglio anche vedere. Io ho questo problema molto più grande, che da quando non passa più la vacca mora non so più come andare a lavorare, che di mestiere faccio l'impaiatore del careghe a Busiago Vecchia. Stai buono che abbiamo un caso. Hai capito il caso? No, capito, sì. Lui aveva la vacca mora che lo portava, hai capito? Adesso non passa più la vacca mora e non sa più come andare a lavorare a Busiago Vecchia. Quale soluzione gli diamo? Tu, la tua saggezza, Italo, cosa consiglia? Era mica che propongo una roba. E va dal concessionario dal Carogna. Oh, proprio un momento onesto, un uomo che onesto. vende belle macchine. E ha occasione di bere Opel Manta Mietre. E se ne compra una che tanto con 30.000 euro, dicomi. E che ne porta a casa una bella macchinetta. Che porterà a casa con l'olio crema. Che bel cosa, è il mio colore preferito. Sì, e ha un qui che sono qui più sportivetti, sono che l'Opel Lascona, che anche questa è una bella macchinetta. E ho sentito che ultimamente aveva messo un vernise. Sì. Full optional. E anche i manigli. Bene, proprio full optional. E se compra uno di quei così e anche a patente agricola che puoi guidarla. Esattamente. E non ha più problemi. Se posso aggiungere una cosa alla tua saggezza popolare che già è illuminante, voglio dire che se vai a Figaro Automotors vedrai che ti svende motori di Alfa Sud Grippai che va sempre bene in fondo. Patò che il ricambio può sempre andare bene. Esattamente. Poi volevo fare una domanda che mi è stata rivolta da molti ascoltatori verso il nostro Italo: ma come mai gli occhiali da sole sempre Italo? Qui c'è da sole. Cosa sono? Qui i fotovoltaici, qui si scurisce quando che. Ho capito. No, perché si erano preoccupati che magari avevi fatto da poco la catarata e volevano sapere. No, sai che ho perso la vista durante gli anni, Ma va bene, guarda. È stata tutta colpa di chi menaire non voleva stare. Bevi un goccio di malvasia che non sbaglia mai. Evviva! E non sbaglia mai! Alla prossima puntata. E sa da trina, bevati tutti. Che gusto. Rubrica dell'agricoltore agricolo John.